Sicuramente una bellissima serata trascorsa, insomma, in compagnia di molta gente, che l'ho detto all'inizio è stata per me la sorpresa più rilevante e positiva di questa giornata. Scoprire che Camporotondo ha una sensibilità spiccata per questo tema o per temi del sociale sicuramente è importante e ci spinge anche a muoverci ulteriormente in quest'ambito. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa serata, l'associazione For Life, tutte le associazioni e le attività del nostro comune, l'assessore Sciuto, tutta l'amministrazione, e spero che questa giornata sia stata una prima pietra per poter lanciare da Camporotondo, insomma, un inizio di cambiamento come diceva la Presidente della Proloco, in un preconcetto che magari è insito nell'essere umano. Sono molto felice del raggiungimento dell'obiettivo, spero solamente che il messaggio sia arrivato, che non sono da sole. Le donne oggi, se hanno bisogno, non sono sole, ma hanno molti riferimenti dove troveranno delle risposte e degli abbracci. Come centro ascolto antiviolenza la For Life è impegnata nel territorio di Camporotondo come di Belpasso di tutti i paesi limitrofi. La nostra volontà è quella di essere un punto di riferimento per quanti, trovandosi in una realtà di violenza, possono rivolgersi a noi per avere supporto legale, psicologico, ma anche per avere una voce, un ascolto al loro problema. Oggi la maggior parte delle persone che vivono in situazioni di violenza credono di essere da sole nonostante se ne parli tanto, e il nostro ruolo è quello là di fare diventare i centri ascolto dei punti di riferimento non soltanto per chi è vittima e vive situazioni al limite, ma anche per tutte quelle famiglie che, non sapendo gestire il conflitto, si possono trovare in una situazione di difficoltà. Noi ci siamo e ringraziamo il Sindaco e l'amministrazione tutta per averci ospitato nel loro paese.